Il tema della mascherina, la mascherina non fa male, eh? Quanto meno che se tutti portassimo una mascherina, i positivi asintomatici eviterebbero di contagiare. Il problema è che le mascherine non si trovano. Il problema è che le mascherine non si trovano. Tanto è vero che noi adesso stiamo lavorando a un progetto che abbiamo, a dirle la verità, realizzato. Cioè? Un progetto per una mascherina. Azienda del territorio, no? Sì, per una mascherina, però tutto è fermo perché dobbiamo farci autorizzare il materiale, perché siamo nel paese nel quale se uno si mette sta roba, non posso descriverla perché sennò ci fa capire. No? Ecco, o da dove proviene. E gli viene la dermatite, è quasi un paese nel quale basta andare dall'avvocato e siccome nessuno vuole grane vogliono l'autorizzazione sui materiali. Ah, pensavo l'acquisto tramite Consip, che già è stata una polemica. No, guarda, noi siamo arrivati a un punto che siamo in grado anche di produrre, però siamo fermi per questo motivo qui. Nell'arco quindi di qualche ora? No, noi abbiamo già il materiale. Cioè avete già iniziato a produrlo? Però abbiamo il problema delle autorizzazioni. Abbiamo corso talmente tanto in questi 4-5 giorni che siamo già a un buon punto per un dispositivo che secondo me è una buona idea. Cioè le mascherine, se avete capito, lo faccio... mascherine non della regione. No, infatti lo dico io. Si sta pensando a produrre, già prodotte o comunque distribuire mascherine della regione Veneto. La faccio semplice, poi lei non mi darà